benvenuti ad una nuova puntata di Agricoltura. Sono in compagnia del dottor Maiocchi, presidente consorzio GP Olio di Calabria, e del dottor Anastasi, presidente del consorzio Movimento Turismo dell'Olio Calabria. Oggi parleremo di oleoturismo e rivolgo la domanda a lei, dottor Anastasi. Che cos'è l'oleoturismo? L'oleoturismo è una nuova forma di turismo, di offerta turistica fatta dalle nostre aziende agricole. Noi in Calabria abbiamo la presenza di tantissime aziende che hanno degli spaccati bellissimi, degli scorci della nostra terra che sono stati fino adesso trascurati sotto la veste turistica e dell'accoglienza. Da oggi c'è una normativa in Italia che consente alle aziende agricole di poter offrire anche questo servizio. Attualmente la legge deve essere reperita dalle regioni, però è questione di tempo. Tutte le aziende che hanno delle possibilità, delle attrattive turistiche, e io credo siano molte in Calabria, se non la maggioranza, possono offrire dei servizi di accoglienza, dei pasti freddi, anche se non sono delle vere aziende agrituristiche, ma sono delle mere aziende produttive. Cioè questa normativa è rivolta a tutto il settore oleicolo e questo apre delle grandi possibilità, perché l'olivicoltura ha bisogno di trovare sempre più risorse per integrare il reddito e la forma di oleoturismo è una grossa possibilità, è un grosso vantaggio per le aziende di integrare sia il reddito e da contro è una grossa opportunità per la Calabria di far conoscere meglio il territorio, parti del territorio che spesso sono state trascurate perché considerate meramente produttive, ma io che conosco bene il mondo oleicolo calabrese, che ho girato la Calabria in lungo e in largo, posso assicurare che abbiamo delle aziende stupende, bellissime, con panorami e profumi, morfologia del terreno che nessuna regione ci può eguagliare, secondo me. Dottor Anastasi, lei è presidente del Movimento Turismo dell'Olio Calabria. Che cos'è e di che cosa si occupa il consorzio? Il consorzio è neonato, è stato fondato poche settimane fa da circa 20 aziende che sono state fondatrici e in più siamo stati i fondatori del Consorzio Nazionale Italiano per il turismo dell'olio. Siamo presenti, un nostro consigliere è presente nel Consiglio del Consorzio Nazionale e l'obiettivo è quello proprio di promuovere questo nuovo modo di gestire le proprie aziende. Chi vi può aderire e da quanti soci è composto? Attualmente siamo quasi 30 soci. Possono aderire tutte le aziende del comparto oleario che abbiano una sensibilità verso l'accoglienza e verso la possibilità di ricevere turisti, curiosi, appassionati che vogliono meramente assaggiare o comunque visitare le aziende, vedere quello che in effetti si fa anche all'interno delle aziende. E questa normativa, che è nata da poco, consente alle aziende anche di somministrare dei pasti freddi senza bisogno di avere diciamo, eccessive autorizzazioni, ma delle mere scie che vengono comunicate al comune dove si dichiara che si vuole intraprendere questa attività. Quali sono gli obiettivi che il consorzio si prefigge? Gli obiettivi che noi ci prefiggiamo sono molto ambiziosi e naturalmente essendo un neonato tipo di turismo e un neonato consorzio, le cose da fare sono veramente tante. I primi obiettivi che ci prefiggiamo è quello di iniziare un'attività di promozione del territorio pura, delle nostre aziende e del territorio che rappresentano, perché le nostre aziende rappresentano tutto il territorio calabrese, noi abbiamo aziende in tutto il territorio calabrese. Già adesso. Vogliamo creare dei percorsi virtuosi dove sia i tour operator che convogliano tante persone verso la nostra regione, sia appassionati, curiosi ad poter visitare più aziende contemporaneamente. Vogliamo creare delle giornate dedicate all'olio, delle giornate che saranno concordate tutte insieme e saranno pubblicizzate, dove chiunque può prenotarsi, andare e conoscere l'azienda, assaggiare i propri prodotti, che non è solo l'olio.
In più la nostra, diciamo, missione più alta è quella di far capire che anche un assaggio di un olio può dare delle emozioni, può creare sensazioni che noi proviamo soprattutto quando produciamo e quando assaggiamo i nostri oli. Oltretutto la Calabria ha una morfologia particolare che consente sia per le cultivar, sia per il territorio, sia per l'esposizione, noi siamo esposti fra i due mari e quindi già un olio prodotto sul Tirreno è diverso come gusti, profumi e sentori da un olio prodotto sullo Ionio. Abbiamo la possibilità di offrire veramente una ricca possibilità di opportunità a chi vuole, si interessa oppure vuole avvicinarsi a questo mondo. Naturalmente poi le aziende organizzeranno passeggiate, corsi di degustazione, corsi di assaggio, tutta una serie di attività volte ad attrarre il più possibile turisti in Calabria. L'altro giorno il nostro Presidente del Consiglio Draghi ha riparlato di turismo con la speranza di ricominciare al più presto. Un'altra domanda, come ritiene il Consorzio di integrarsi nell'offerta turistica calabrese? Io sono fermamente convinto che la Calabria ha molto da offrire, però pubblicizza poco. Oggi in Calabria, diciamo, la Calabria è conosciuta principalmente per le sue stupende coste, per il mare, per la gastronomia. Diciamo, negli ultimi tempi sta nascendo fuori a livello internazionale questa nostra cultura gastronomica che è eccezionale per alcuni gusti, per alcune ricette. Io ritengo che questo sia un ulteriore tassello per arricchire ulteriormente un'offerta turistica diversa. Noi abbiamo un'azienda che produce prodotti biologici che esportiamo praticamente in tutta Europa e i nostri clienti hanno una voglia proprio di venire e spesso non chiedono molto, vogliono venire a visitare le aziende, a passeggiare in mezzo agli ulivi, ad assaggiare i prodotti sulla pianta. Sono cose che sono sempre più ricercate da un pubblico più o meno attento che vuole ritornare un po', rimettersi in contatto con la natura e noi dobbiamo coniugare queste cose con il turismo normale perché noi vogliamo essere complementari e dare il nostro supporto affinché ci sia un turismo sempre più presente. Oltretutto noi abbiamo un vantaggio che non abbiamo una stagionalità. Il turismo tipicamente da noi in Calabria si svolge nei mesi diciamo, estivi. Noi abbiamo l'opportunità di far sì che possiamo attrarre persone, turisti, in tutti i periodi dell'anno e questo non è male. Ha parlato del contatto con la natura, quindi con l'ambiente. Un'ultima domanda, quali sono delle pratiche che fa il Consorzio al riguardo dell'ambiente? Il Consorzio è neonato, come le dicevo, ma noi come Consorzio avremo come punto fermo il rispetto della natura. Io sono un olivicoltore di origine, miei, di tradizione, da 3 generazioni e le posso garantire che l'olivicoltura è una delle agricolture più ecosostenibili che possiamo avere. L'impatto ambientale dell'agricoltura olevicola è praticamente zero. Anzi, io mi onoro di essere tra quelli che sono i difensori del paesaggio e della natura, perché l'alta presenza di olivicoltura in Calabria ne garantisce comunque un polmone verde e noi abbiamo una fabbrica di ossigeno che produce ossigeno tutti i giorni. E dobbiamo difenderla, abbiamo delle situazioni di pericolo, in modo particolare sulla piana di Gioia Tauro, abbiamo i millenari che sono un patrimonio unico al mondo e che hanno bisogno di essere supportati e protetti. Grazie dottor Anastasi, allora vorrei fare un'ultima domanda su cosa ne pensa il Presidente del Consorzio IGP Olio di Calabria, cosa ne pensa di questo movimento turismo dell'olio Calabria? Il pensiero non può che essere positivo, considerato l'attività che affronterà questo Consorzio e di come si affaccerà sull'olivicoltura calabrese in un modo diverso, in un modo di supporto a quella che è la nostra agricoltura ed è un arricchimento, quindi non possiamo che esprimere soddisfazione, ma
Anche felicitazioni al neopresidente Anastasi, che conosco bene e so come lui si impegna nelle sue attività e di quello che fa per l'olivicoltura, per un miglioramento sempre continuo, per una divulgazione sempre continua. E questo è uno strumento importante per la nostra olivicoltura, perché a noi manca proprio la divulgazione, la conoscenza del nostro prodotto all'esterno, ma anche far conoscere il territorio, perché se si conosce il territorio e lo si vive, i prodotti assaggiano sul posto, è tutto un modo diverso. È un ricordo che quel consumatore poi si porta appresso, e quando negli scaffali cercherà un prodotto della Calabria che gli ricorderà proprio questi momenti esaltanti e momenti importanti per quello che sono le gioie del consumatore. Oltretutto si prefigge anche di arricchire il nostro territorio, come diceva il dottore Anastasi, un territorio che offre non solo il nostro olio, ma offre tantissimi altri prodotti genuini. E in più va anche a valorizzare quella che è la nostra cultura dell'olio, perché la Calabria, non a caso, è la seconda regione produttrice di olio d'oliva, con una storia alle spalle importante, con siti storici anche importanti, con arte importante sull'olio. Quindi un consorzio che si dedica al turismo dell'olio non può che essere visto con positività. Noi possiamo esprimere tutti gli auguri che ci siano mete importanti per tutti quanti e che insieme possiamo anche svolgere un'attività per la nostra Calabria, per il nostro prodotto sicuramente utile. Unendo le forze si ottiene sempre qualcosa di buono. Quindi Consorzio IGP Olio di Calabria, che si prefigge la salvaguardia e la tutela della qualità del nostro olio, e Consorzio Turismo dell'Olio, che si prefigge la valorizzazione di questo prodotto, la conoscenza maggiore di questo importante prodotto per l'economia della nostra Calabria, non può sicuramente che farci bene. Quindi un augurio al dottore Anastasi di buon lavoro. Grazie. E di traguardi sempre più importanti per il mondo dell'olio, ancora più aperto, più tranquillo. Cogliamo anche l'occasione di fare una buona Pasqua ai nostri telespettatori, con l'augurio che dopo questa festa si risorga, vedere tutte le attività riprese nel pieno della loro energia, perché adesso sta diventando veramente insopportabile, specialmente per la nostra economia. Sicuramente l'oleoturismo è un'ottima alternativa dopo aver passato quest'anno, quindi ritornare a un contatto con la natura. Io personalmente, non so se è romanticismo, ma il frutto che prendo da un albero oppure un olio che vedo dov'è la cultivar ha un sapore diverso rispetto a quando lo vado a comprare, quindi sono delle emozioni. Sarà che io sono nata in campagna, sono vissuta in campagna i primi anni che avevo i miei nonni, quindi sono quelle emozioni indescrivibili, e quindi questo è anche un augurio a riprendere. Noi ringraziamo il dottor Anastasi e il dottor Maiocchi. Vi auguriamo una buona Pasqua e ci rivediamo nella prossima puntata di... Cari amici, benvenuti ad una nuova puntata di Coltiviamo Futuro, la rubrica sul mondo dell'agricoltura e dell'agroalimentare curata da Feder Terziaria Agricoltura. Oggi, che siamo Sabato Santo, il sabato che precede la Pasqua, vogliamo dare ai nostri telespettatori un augurio, soprattutto in questo periodo di Covid che ci vede costretti in zona rossa a casa con i nostri cari, con la preoccupazione che questo virus passi presto, ma che soprattutto le nostre attività, quello che è tutto il mondo che fa da contorno non solo all'agricoltura ma al mondo produttivo della nostra regione, possa tornare a rialzarsi e soprattutto alla normalità. Come auspicio per questa nostra Pasqua, in questa puntata speciale, in questa puntata pasquale, abbiamo deciso di invitare due giovani amici che ci portano quelli che sono gli auguri di una scuola
della seconda D dell'Istituto Comprensivo di Taverna di Montalto, e quindi do il benvenuto a Chiara e Massimino che vogliono farci i loro auguri di Pasqua. Quindi grazie di essere con noi innanzitutto e benvenuti. Beh, a questo proposito cominciamo, siamo galanti e quindi iniziamo dalle bambine, iniziamo da Chiara. Chiara, per te, stiamo avvicinando la Pasqua, quali sono i simboli della Pasqua che ti sono più cari? La colomba, l'uovo di Pasqua, il ramoscello d'ulivo e l'agnello. Brava! Beh, hai parlato di ramoscello d'ulivo, sai, qui siamo in una trasmissione, siamo ospiti di una trasmissione che si occupa di agricoltura e che si occupa principalmente proprio di olivicoltura, quindi per noi, per tutti noi, anche per i nostri ascoltatori, il ramoscello di ulivo, anche in questo periodo pasquale, è molto importante. E quindi in questo periodo di Pasqua riceverai molte uova, speri di ricevere molte uova e di passare una buona Pasqua in famiglia? Bene, bene, brava. Tu invece, per te, quali sono i simboli della Pasqua? Che cosa significa per te la Pasqua, visto che i simboli li hai già detti chiari? È importante perché Gesù muore e risorge e dice agli apostoli che non è un fantasma ma è un uomo in carne ed ossa. Quindi un simbolo di risurrezione, Sì. ci puoi dire. Bravo, beh, forse questo simbolo è quello che più di tutti in questo periodo ci può confortare, perché proprio da un periodo in cui vediamo nero, o meglio vediamo rosso, visto la zona in cui siamo costretti, auspichiamo che ci sia una nuova rinascita e ci sia la possibilità di tornare tutti alla normalità. In questo caso tu, Chiara, vuoi fare un augurio per questa Pasqua ai nostri ascoltatori? Che tipo di augurio vuoi dare per questa Pasqua? Un augurio alle famiglie, ai tuoi amici? Un augurio alla mia famiglia e mia zia che abita lontano. Con la speranza di poterla rivedere presto? Sì, Tua zia dove abita? a Torino. E quindi in questo periodo non si può spostare, non potete stare vicini? No, Quindi speri che possa finire presto e che tu la possa riabbracciare? sì. Bravo, bravo. E invece tu, Massimino, cosa vuoi dire ai nostri amici agricoltori? Che finisca il Covid ovviamente e che possano ritornare a lavorare tutti insieme. Oh, bravo. In questo caso voi parlatemi un po' della vostra scuola. Chiara, voi prima abbiamo detto più o meno la classe, ma voi che classe fate? La seconda elementare. E dov'è la vostra scuola? A Via Borsellino. A Taverna? A Taverna. Di Montalto. E diciamo, questo poi lo chiederemo anche a lui, ma quando in questo periodo voi purtroppo siete in DAD, quindi non vi state vedendo né con gli amici né con le maestre, No. ma solitamente quando voi fate lezione le maestre vi fanno fare qualcosa, vi parlano dell'agricoltura, vi fanno stare fuori, cosa vi fanno fare le vostre maestre? Ci fanno fare tante cose bellissime. Tipo? Tipo, Vi portano fuori ogni tanto? Massimino, vuoi rispondere tu? Vi portano fuori ogni tanto le maestre? sì, E cosa vi fanno fare? ci fanno vedere gli alberi, ci spiegano le piante, eccetera. Ah, bravi, quindi comunque è una scuola che vi mantiene a contatto, Sì. contatto con la natura. E c'è qualcuno in particolare della scuola che volete salutare? Chi vorresti salutare tu dei tuoi compagni di scuola? Io vorrei salutare tutta la mia classe. E io so che avete preparato un lavoro prima di venire qui in trasmissione insieme a tutti i vostri amichetti, giusto? Sì, Volete farlo vedere anche ai nostri amici, così facciamo gli auguri da parte della scuola a tutti i nostri amici telespettatori, da parte dell'istituto, della seconda D dell'Istituto Comprensivo di Taverna di Montalto. Fatelo vedere. Mettetelo in alto. Così. Bene, questo è un augurio proprio perché questo periodo di Pasqua possa portare lontano da questi bambini quello che è il problema del Covid
che finalmente anche loro possano tornare alla normalità insieme a tutti noi. E ci volete spiegare, chi di voi mi vuole spiegare questo disegno? Così in modo che lo spiega ai telespettatori. Dici Massimino. Allora, questo disegno praticamente è che noi speriamo che finisca il Covid. E che cosa rappresenta? Rappresenta il Covid che viene tirato via con un pugno, le mascherine che prendono il volo e nasce un pulcino. Oh, bravissimi, bravissimi. Beh, adesso sedetevi così, parliamo altri 2 minuti. Così ci raccontate qualcosa. Cos'è? Beh, prima abbiamo sentito anche Chiara, magari a cui mancano i compagni e le maestre, a te soprattutto che cosa manca Massimino? Della scuola, delle maestre, Allora, degli amici? a me proprio di più abbracciare Nicolò perché è il mio migliore amico e adesso ci stiamo soltanto videochiamando. E quindi col problema della danna anche non riuscite nemmeno a uscire fuori, da stare tutti insieme come amici. Beh, questo purtroppo è una delle conseguenze di questo periodo. Bambini, innanzitutto vi ringrazio che siete oggi con noi. A questo punto io vi chiedo un'ultima cosa prima di lasciarci, di dare un ultimo augurio. Per esempio, in questo periodo di Pasqua voi sarete con le vostre famiglie, lo abbiamo già detto, ma soprattutto qual è il vostro augurio nel momento in cui finirà il Covid? Qual è la prima cosa, Chiara, che tu vorrai fare quando finalmente finirà questa zona rossa, finalmente non ci sarà più questo brutto virus e quindi dovremmo tornare alla normalità? Qual è la prima cosa che tu vorrai fare? Vorrei abbracciare tutti i miei compagni e tutta la mia famiglia. Brava. E tu invece Massimino, la prima cosa che vorrai fare quando finalmente questo periodo sarà finito? E andare al parco tutta la classe e abbracciarci e giocare. Bravi. Beh, l'auspicio è che questo periodo quindi passi presto e che finalmente potremo tornare a una normalità, soprattutto per loro, per i bambini, affinché possano tornare a socializzare, possano tornare finalmente a stare tutti insieme. Quindi da parte mia, da parte anche dei nostri amici, è doveroso un ringraziamento a tutti i vostri amici. Qui leggo alcuni nomi: Gabriele, Martina, Sofia, Greta, Maria Gaia, Elena, Salvatore, Iside. Beh, a tutti loro vanno i nostri auguri, oltre che ai nostri telespettatori, e quindi una buona Pasqua a tutti voi, con la promessa di rivederci una prossima puntata. Se voi volete fare anche un augurio di buona Pasqua potete dirlo alle telecamere. Buona Pasqua. Buona Pasqua. Buona Pasqua.